Crumble cookies, ma se le avessero fatte in Sicilia? Farina frolla, zucchero, miele, burro che verrà tostato, uova intere, frutta secca, in questo caso mandorle, cioccolato fondente al 70-75, amaro, e poi la nostra variante avrà una marmellata di arance sanguigne, ricotta o crema di ricotta e una piccola sorpresa, baking e un po' di sale. Partiamo dalla usanza tipica americana. Il burro lo mettiamo a tostare. Quando comincerà a sfrigolare, lascerà questo odore tostato di nocciola tostata, lo filtreremo. Come vedete, lasciamo che sedimenti il siero. Piano piano sono partiti con 100 grammi di burro su questa dose. Alla fine avremo circa 75 grammi di materia grassa. Mettiamo zucchero semolato. Perché non mettiamo quello di canna o lo zucchero di melassa? Perché utilizziamo qualcosa di nostro, tipico dei dolci, e del miele di qualità. Ci porterà quell'effetto chewy classico di quei biscotti che conosciamo bene. L'effetto molto gommoso di alcune ricette dei crumble cookies è dovuto al fatto che di zucchero ce n'è tantissimo. Qui abbiamo cercato di bilanciarlo bene. Deve essere una ricetta semplice, semplice, semplice. Abbiamo già pronta la farina debole, aggiungiamo il baking. Il baking è una miscela di agenti lievitanti dove c'è già all'interno il bicarbonato. Immancabile per l'effetto American style, un po' di sale. Misceliamo il tutto, evitiamo di fare grumi. Effettivamente la ricetta è pronta. Mettiamo dentro la farina, il burro che ormai si è raffreddato, mai e poi mai il bicarbonato con il burro ancora caldo, perché l'attività di lievitazione comincia a fare effetto proprio nel momento stesso nel quale si trova il calore. Sopra i 60 gradi siamo fregati e tocca adesso alle uova intere. In questo caso è un uovo, la massa comincerà a irrigidirsi e prima che la massa completamente si chiuda aggiungiamo il cioccolato fondente, un po' di mandorle nostre. Adesso frigo almeno un'ora. È importante che si freddi la massa, ma è altrettanto importante che non prepariate questo oggi e lo cucinate domani, perché il baking che abbiamo messo all'interno perderà il suo effetto. Non più di 6 ore. A scoppone così, bello. Sono circa 75 grammi e questo è il classico biscottone. In questo caso noi li faremo di 20 grammi. Anche con le mani, leggermente umide ma non troppo, appallottolate, e mettete nella placchetta. Con la ricetta data verranno circa 10 biscottoni di quelli grandi e almeno una ventina di questi piccoli. Forno a 170 gradi, ventola aperta o chiusa se li volete leggermente più gommosi. La cottura va dai 10 fino ai 14-15 minuti, dipende dalla dimensione del biscotto, dipende da voi e fate i bravi. Inforniamo. I nostri biscotti sono fuori dal forno, belli. Come vedete abbiamo fatto in maniera tale che schiacciando con un bicchierino, appena usciti dal forno, li abbiamo un po' pressati per mettere la nostra marmellata di arance. Guarda, arance sanguigne, quelle belle di Sicilia. Ma non abbiamo finito. Se i biscotti crumble cookies l'avessero fatti in Sicilia, un po' di ricotta ci andrebbe? Secondo me sì. Questa ricotta di bufala è un omaggio alla terra di Campania. Sarà questa la sorpresa, perché abbiamo trasformato i nostri cookies in una splendida cassata siciliana. Cioccolato bianco, trasferirli in burro cacao. Abbiamo omaggiato la cassata partendo dai cookies americani. E quando li abbiamo pronti, li vogliamo servire ai nostri commensali, io dico che un latte di mandorla e pistacchi ci sta veramente, veramente bene. Se sapete apprendere, potete fare anche i bravi.